Ciao Putei, ciao Putei. E non lo ve conta. Sempre assieme a me Simieta e al mio orsetto. A fiaba di ancuo si chiama la mucca, la capra, la pecora e il leone a caccia. Un giorno e a vacca e a cavretta, una piegora, e ha deciso di andare insieme a caccia col leone. E ciò lo aveva proposto a Cabra, che aveva sempre fame e non riusciva mai a saziarsi. E il leone è forte, che aveva detto alle sue amiche, e se re di animali, tutti lo rispetta e ha anche paura. E questo che vive dalle nostre parti però è buono, è un leone buono che mai mangia nessuno di noi altri. E che piace però i cervi. E siccome si sponde del lago, che c'è anche a me casa, ho visto aggirarsi recentemente un cervo. Andremo tutti là e Leon caccerà e dopo divideremo il bottino tra di noi altri come buoni amici. E la vacca proposta non che è dispiaciuto, ma pecora ciò aveva un po' di fiffa di tre marea. E se dopo il leone fosse venuto l'idea di mangiarsi anche una di noi altri invece del cervo, è come se saressimo cavata. Comunque, se a sa persuadere da cabra che aveva una gran parlantina sta qua e si era messo assieme alle amiche per andare a fare la proposta al leone. Il re leone si stava tutto sdraiato sotto un albero, gli era là che dormiva, però non proprio profondamente, perché gli era digiuno che avrebbe avuto bisogno di un buon pasto e che aveva fame. Quando che ha sentito la proposta della cabra che ha parlato per tutte e tre, intanto che a pecora faceva di tutto per nascondersi fra le zampe della vacca, ha sbadigliato sonoramente e gli ha detto: la vostra idea non mi dispiace. Se mi assicurate che il cervo ghese, andremo tutti insieme e dopo ognuno avrà anche la sua parte. Beh, va bene. Benissimo, ha detto a cabra e a vacca che si era scambiato un'occhiata di soddisfazione e che aveva convinto il leone. Benissimo, velò anche a pecorea, però senza neanche alzare gli occhi verso il leone. Aveva una paura. E rigaciappai gli accordi e andai subito sul lago dove che abitava era vicino a cabra. E dopo che era stato sconti per un po' di tempo in mezzo ai cespugli, cioè ho visto venire fuori dai boschi vicini un bel cervo. E Leon ha tirato un sospiro di sollievo e a cabra non che ha detto bugie. E dunque si sarebbe anche mangiato e anche a volontà perché il cervo era grosso. E si appiattio per terra, ma ben pronti a spiccare al salto. E quando il cervo che si sta abbastanza vicino, con un balzo, il leone che fu sora e con una zampata di sue e lo raccopà. E allora tutti che altri nascondigli si venivano fuori a cabra e a vacca e da un cespuglio, quello più lontano perché aveva paura, e veniva fuori anche la piegora e che slungava il collo per vedere il povero cervo e anche con poca compassione, però aveva anche un po' di fame. Adesso dividiamo la preda, ha proposto a cabra. Siamo in 4 e perciò non c'è neanche una roba difficile da fare la divisione. Faccio mia parte, ha detto subito il leone, che allungando una sata di sue e conficcando le onge nelle carni del povero cervo. Sia a vacca che a cabra che a pecora, gli ha fatto un passo indietro che ha visto il quavoso del leone che aveva sentito un tono anche aspro e anche cattivo a questo punto, che gli ha messo paura. Dopo, quando ha visto che disponeva a dividere il cervo in 4 parti, gli si è un fiantino rassicurato un poco di più.
Forse che aveva fatto a voce massa grossa, ma solo per fargli paura. Adesso che varia da a ognuna delle ore a sua parte. E quando è che ha diviso al povero cervo in tocchi, il leone ha detto, a prima parte è per me, perché mi sono il leone. Ah, certo, certo, ha detto in coro che altre povere bestie, sempre manco rassicurare dal tono che aveva il leone. E a seconda per chi sia? La seconda è ancora per me. E Gaveda e Valtri, perché sono il più forte di tutti. Non sei d'accordo? Va bene, ha detto la capra. Ma a terza tocca a me perché ti ho portato fin qua a me al lago e dicendoti dove che era il posto che te potevi trovare il cervo, che ha detto a capra. No, l'ha interrotta Leon. E a terza è ancora mia, perché sono più potenti di tutti gli altri tre messi insieme. E a quarta l'ha detto a Pecorella, che ciò che vedeva sfumare ormai è il pranzo che aspettava. Provate a toccare a quarta se te coraggio, che ha detto il lupo. Se qualchedun osa soltanto a guardarla, mio strangulo come 7 possenti. Cioè 3 amiche ora qualcosa da bassa in mezzo alle gambe e se andava via da, perché ha capito che era meglio non discutere con quel prepotente del lupo. E da quel giorno però ha giurato che non avrebbe mai più mangiato carne di animale e se sarebbe nutrire solo di erba. Ecco perché tutte quelle bestiolini ancora mangiano solo che erba. Mettersi in compagnia dei forti quando che si deboli, come noi altri, è una roba molto pericolosa. A se ha messo piangere a pecora e che tremava ancora le gambe per la paura che era ciapà. E tutto sommato, era anche convinta di essersi accavata a buon marcà, perché non si sa mai al lupo cosa che potrebbe aver fatto. Ciao putei, alla prossima.